Lunedì riapre il cantiere di Colcavalier, lo ha deciso il Consiglio di amministrazione di Veneto Strade, che ha preso atto della comunicazione ufficiale della Regione Veneto che garantisce la rapida risoluzione della problematica, impegnandosi a provvedere con tempistiche compatibili con le esigenze di Veneto Strade. Così la nota ufficiale. Tradotto, arrivano i soldi perché la Regione si farà carico di reperire o di garantire i 63 milioni di euro necessari. La notizia ha raccolto una lunga sequenza di soddisfazioni. Da Confindustria è Tonetti il più felice, ma anche quello che ribadisce dei punti fermi. Non vogliamo soltanto noi bellunesi, noi imprenditori, non vogliamo solo che venga riaperta in tempi brevi, ultimata e riaperta e aperta all'opera. Vogliamo anche che venga pagata, perché questa è un'altra abitudine dei nostri politicanti sia della Regione sia dello Stato, di completare le opere, di inaugurarla, di venire a tagliare il nastro e poi non pagare mai le imprese che fanno o pagarle con grandissimi ritardo. Questo è una cosa che non deve succedere. Il bellunese nel CDA di Veneto Strade aveva chiesto la convocazione urgente del Consiglio d'amministrazione appena raggiunto dalla notizia del fermo dei lavori. Al di là delle responsabilità che ci sono evidenti, gravi e incontestabili, c'è la necessità di completare l'opera e di restituirla, di darla ai legittimi proprietari, che sono i cittadini che pagano le tasse. Dopo il coro di critiche e il sospiro di sollievo, l'apertura della galleria è prevista per il prossimo mese di giugno, entro i termini contrattuali previsti e nel rispetto del cronoprogramma. Hanno vinto i bellunesi.